Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati a questa edizione del nostro audio-video giornale. Apriamo subito chiaramente con la cronaca per dirvi che i carabinieri del NAS di Udine hanno denunciato per l'ipotesi di esercizio abusivo un falso oculista di 60 anni, residente e operante nel capoluogo friulano. I militari l'hanno individuato e colto sul fatto mentre in una struttura sanitaria convenzionata stava effettuando accertamenti ed esami riservati alla professione medica, esami che lo stesso non avrebbe potuto svolgere perché non in possesso del titolo per cui stava operando, ma di ottico optometrista. Adesso ci trasferiamo alla Fondazione Friuli per dire che l'immagine dinamica dello scatto rappresenta bene lo spirito con il quale si è costruito il rinnovo, della convenzione tra la Fondazione Friuli e l'Università di Udine, che vuole dare un contributo concreto alla lettura del contesto che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi e anni. L'accordo di validità annuale che mette a disposizione risorse per 800.000 euro è stato sottoscritto oggi a Palazzo Antonini Maseri dal presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e dal rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton, alla presenza dell'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen. Significa nella convenzione l'introduzione di 5 assegni post-dottorato declinati sulle priorità del Recovery Plan. Lo sblocco dei licenziamenti, la sburocratizzazione, il costo delle materie prime, l'uscita dalla pandemia sono alcuni dei temi affrontati dall'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emilio Bini nel suo intervento di apertura alla riunione della giunta esecutiva dell'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia che si è svolta ieri sera a Udine. Bini si è confrontato con il presidente di Conafi, Massimo Paniccia, e con i componenti giuntali sull'attuale situazione congiunturale e sulle prospettive future. Cambiamo adesso argomento per dire che è iniziata questa mattina in provincia di Gorizia, ancora più sicuri in fabbrica, vaccinati al lavoro. La campagna promossa da Confindustria Alto Adriatico assieme alle organizzazioni sindacali e la Croce Rossa Italiana, che consentirà di vaccinare progressivamente i dipendenti delle aziende, associate e non, dove non hanno potuto trovare sistemazione per ragioni logistiche, in moduli conformi alle direttive della Regione Friuli Venezia Giulia. L'hub vaccinale, attrezzato con 2 linee, ciascuna capace di circa 100 inoculazioni al giorno, ha trovato spazio nella concessionaria De Bona in via Marassi, nel pieno centro del capoluogo isontino. E adesso ci trasferiamo a Trieste con una notizia di cronaca che ci è appena giunta. La Polizia di Stato di Trieste ha sospeso per 8 giorni la licenza del caffè Fabiani in Riva Grumula. Nei mesi scorsi sono giunte in questura varie segnalazioni di assidui ritrovi di giovanissimi nei pressi di locale di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Lo scorso venerdì il personale della divisione della Polizia amministrativa e sociale si è recato presso il locale e sono stati trovati seduti ai tavoli intenti a consumare bevande alcoliche 5 ragazzi che si è appurato essere minorenni. Alla vista degli operatori altri vi sono allontanati, lasciando le consumazioni alcoliche sui tavolini. Da sabato scorso e per 8 giorni l'esercizio commerciale resterà chiuso. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa a giorno. Vi diamo
appuntamento più tardi per le altre notizie. Chiaramente tutti gli aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, e non resta che augurare a tutti voi un buon pomeriggio. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti